Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live del vostro maledetto veneziano. Oggi vorrei rispondere a alcune persone, amicizie, che mi fanno delle domande tipo: ma dopo quanto tempo un'operazione sia magica o radionica può entrare in funzione? Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del maledetto veneziano di Legard, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face, dove ultimamente stiamo rilanciando il nostro gruppo che avevamo lasciato andare un pochettino in cantina, che è dal titolo Radionica, Radioestesia, Teologia ed Ermetismo. Mi raccomando, iscrivetevi perché è un gruppo in via di crescita. Siamo ormai più o meno 1180-1190 iscritti, ma vorremmo sempre crescere di più, farci conoscere di più. Siamo circa 1196 iscritti. Bene. E poi chiaramente anche agli altri nostri gruppi di sia Facebook, chiaramente, che il titolo è un titolo più che altro orientato diciamo, alla Cabala, i casti sacerdotali, ma con dei piccoli spunti di radionica e registreria. Bene, rispondiamo quindi a quelle persone che fanno questa domanda. Ah, un'altra cosa importante, stiamo migrando su Telegram, qui sopra vedete il numero per potermi raggiungere su Telegram. Se volete consulenze chiaramente professionali, 20 euro, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Se invece volete fare delle domande semplici, basta che venite alle 16 ogni giorno per sibili interattive, oppure scrivete nei nostri gruppi. In privato rispondo solamente per consulenze professionali a pagamento. Bene, allora, partiamo sempre dal presupposto che quando praticamente si raggiunge l'esoterista si arriva sempre lungo, no? Si è tentato tutte le vie, magari per problemi giuridici si è tentato l'avvocato, si è tentato il giudice, si è andato magari per problemi fisici dal fisioterapista, dal dottore, dall'omeopata, insomma, dal prete, dal sindaco, insomma, si tentano tutte le strade, si va a bussare a tutte le porte e poi magari si arriva dal marietto, spompi, senza denaro, aver preso tante di quelle legnate nella vita e si arriva praticamente, non dico in mutande, un slip, un tanga, certamente il manietto non è un campo per nudisti, ma si arriva praticamente a terra. No? E molte volte quei colpi che la vita ha dato, perché la vita dà di quei colpi che se uno non è sveglio neanche il marietto riuscirebbe a stare in piedi, arrivano praticamente quasi una radiografia, no? E si cerca il miracolo. Il miracolo non esiste, l'ho sempre spiegato. Quando si fanno delle operazioni magiche, ma anche di radionica o radiostesia indagini, bisogna sempre tenere conto minimo 9 mesi. La radionica ha una certa velocità, dopo un mese e qualche giorno riempie il campo eterico di una persona con la sua onda di forma. E però questa onda di forma si perde entro un anno e mezzo, sempre in dipendenza dal karma e di cosa ha fatto la persona prima. La magia invece è un po' più potente, cioè nettamente più potente, perché la magia, cioè, non è come andare a comprare un sacchetto di patatine, tu apri o schiacciare la luce. Ci sono vari livelli di magia, c'è la magia bianca, rossa, adesso c'è anche quella verde, no? La nera. E nel mondo così delle persone che mi contattano vedo che c'è tantissima mancanza di conoscenza, no? Tanti pensano che la magia nera serve per attirare le persone. E allora lì bisogna spiegare alle persone, oppure mi chiedono i prezzi, no? Per un avvicinamento o per un legamento. Allora, i legamenti si fanno solamente fra persone sposate, gli avvicinamenti si fanno tra persone che chiaramente non si conoscono e magari si vorrebbe arricchire qualcosa. Dovete sempre tenere presente minimo 9 mesi, minimo. Poi bisognerebbe tenere presente in che giorno della settimana è nato quello su cui bisogna lavorare, il soggetto su cui bisogna lavorare. Bisogna tenere presente
la tipologia di operazione, perché c'è la Dagida che è potentissima e fa effettivamente miracoli in un certo senso, e poi ci sono anche dei riti propiziatori che servono per l'avvicinamento, ma una parte lo fa l'esoterista e una parte lo fa il committente, no? È chiaro che poi ci sono delle variabili che non si conoscono. Vi posso raccontare un caso mm, di due persone che si volevano avvicinare e purtroppo a una di queste persone, come si dice, un mago, 15-20 anni prima, una, un esoterista, gli aveva fatto la moglie era andata per fargli fare un legamento di matrimonio. Lui non lo sapeva neanche l'amata, no? L'anima gemella, e quindi questa signora è andata da un esoterista per vedere com'era la situazione e il problema è che non si riusciva a farli avvicinare perché l'ex moglie, chiaramente, 20 anni prima, no? Un eone prima, aveva fatto un legamento. Chiaramente, no? Voi dovete capire che ci sono delle forze che se voi 20 anni prima fate un legamento con vostro marito o vostra moglie, questa vale anche dopo 20 anni. E quindi questa nuova amata, l'anima gemella che aveva capito che vostro non riusciva a capire come mai non si schierava questa situazione. Allora bisognava riuscire a capire come togliere questo legamento. Quindi ci sono delle variabili che quando il committente va a cercare l'esoterista non sa neanche lui. Capite? E lo ripeto, non lo sa neanche lui. Cioè lui pensa nei vari social che c'è gente che dopo 28 giorni ti fa camminare sull'acqua o risuscita i morti o trasforma il vino in acqua e l'acqua il vino, non va neanche più al supermercato. Alcuni maghi che si incontrano in Facebook non vanno neanche più al supermercato. Stanno a casa, tanto loro non hanno niente da fare, fanno tutto in 3-4 giorni. Nella realtà, come minimo ci vogliono 9 mesi. Capito? E la radionica è più lenta, anche la radionica ha i suoi risultati. Io ho visto i risultati dopo 1 anno e mezzo. Capite? Quindi ci vuole il suo tempo e bisogna sempre pensare che molto probabilmente sono state fatte delle cose che a monte neanche il committente sa o si ricorda. Molto probabilmente molte volte non lo sa. Quindi quando uno va da un esoterista deve tenere in considerazione che c'è una percentuale di cose che l'altra parte ha fatto che non sanno. Ad esempio può capitare che una donna innamorata di una persona va a chiedere un avvicinamento, ma prima di fare l'avvicinamento bisogna fare lo slegamento se quell'altra persona è legata, bisogna fare prima ancora una pulizia per togliere tutti questi legacci, no? Eterici, insomma, il lavoro è complesso, no? Non si può pensare di pagare con 4 ciotte di euro situazioni che impegnano l'esoterista per mesi, 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 mesi. Voi dovete pensare che solamente, per darvi un'idea, i direttori di banca pagano dai 20 ai 50.000 euro per una promozione. Lo ripeto, dai 20, 23.000 ai 50.000 euro. Perché? Perché dopo 2 o 3 mesi hanno recuperato la cifra contro i loro concorrenti. Capite? I prezzi sono importanti per alcuni lavori. Il marietto queste cose non le fa, chiaramente, perché sta lontano da certe situazioni, però voglio dire, questi sono i prezzi, capite? Perché ci sono persone che mi contattano anche, ma il prezzo per ogni caso è un mondo a sé. Ci sono delle variabili che si possono superare e delle variabili che il vostro marietto vi dice, no, guarda, in ogni caso conoscerei una persona, è inutile fare avvicinamenti a destra e a sinistra, e ci sono casi che si valuta e si vede che magari c'è una piccola possibilità di miglioramento. Bene, grazie cari amici, il numero qui sotto se volete la consulenza è 20 euro, 45 minuti. E alla prossima, ciao!